Le fiamme sono divampate nel pomeriggio in questa villetta in via Marignana Marocco di Mogliano. È stato un cittadino ad avvertire il proprietario che si trovava in casa assieme alla sua famiglia. Nessuno si era accorto delle fiamme, non abbiamo visto il fumo, ci ha raccontato, né abbiamo sentito nessun odore. Il primo impatto è stato il campanello che è suonato, pensavo fosse un corriere e invece era un signore che conosco che mi ha detto guarda che ti sta andando a fuoco il tetto. Immediatamente è scattato l'allarme, sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso e Mestre, le ambulanze del SUEM 118 e i carabinieri della stazione di Mogliano. A prendere fuoco il tetto e sottotetto. L'innesco è stata una favilla della stufetta a pellet che si era insinuata dentro al tetto che è un tetto ventilato e un tetto in legno e quello ha generato il principio di incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e le fiamme, grazie all'intervento immediato dei Vigili del Fuoco, non si sono propagate al resto della villetta né alle case vicine.